Incidenti mortali sul lavoro in Veneto, una vittima ogni 7 giorni nei primi 4 mesi del 2022. Boom di infortuni denunciati soprattutto a Treviso. Per il sindacato servono controlli a tappeto. Tragedia nella zona di Passorollo in Trentino, 70enne di Vicenza perde la vita durante un'escursione con la moglie dopo essere scivolato su un sentiero, precipita per 100 metri. 49enne geometra bellunese muore dopo essere caduto da un'altana utilizzata per la caccia al cinghiale, il dramma nella notte in Alpago. Si terrà in settimana l'incontro tra Zaia e il ministro Giorgetti sulla questione del mancato finanziamento al Competence Center di Padova. Si deve trovare una soluzione, dice Zaia. 2 gruppi di stranieri si affrontano e spuntano coltelli. Maxi rissa nella notte a Spresiano, feriti 2 25enni, uno in modo serio. La rabbia del sindaco, servono più forze dell'ordine. I 150 anni degli alpini tra le iniziative per celebrare l'anniversario, la suggestiva staffetta 20 miglia Trieste, questa mattina la presentazione sul Ponte Vecchio di Bassano. Da Buñuel a Truffaut, da Ferreri a Polanski, l'attrice francese di tanti capolavori del cinema europeo riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema. Un onore, commenta Catherine Deneuve. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro, perché l'ultimo report è davvero inquietante e segna una vittima sul lavoro ogni settimana, e c'è la rabbia dei sindacati che dicono servono controlli a tappeto. Una vittima sul lavoro ogni settimana, è questo il trend inquietante registrato dall'Osservatorio Sicurezza Vega Engineering di Mestre, numeri che raccontano un dramma senza fine che pongono a confronto il primo quadrimestre 2021 con lo stesso periodo del 2022. Ebbene, 26 sono state le vittime l'anno scorso tra gennaio e aprile, 27 quest'anno, con l'indicazione che tra esse stavolta non c'è nessun decesso legato al Covid. Questo significa statisticamente che il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di morti in occasione di lavoro, 20 direttamente in azienda o in cantiere, 7 nel tragitto da o verso casa. La fascia di rischio è quella arancione, fa peggio solo la Lombardia, il doppio della popolazione del Veneto con 37 vittime. Questione di formazione, dotazioni e soprattutto monitoraggio diffuso, almeno per il sindacato. Servono i controlli che devono essere a tappeto. A tappeto vuol dire da parte di tutti, da parte dello Spisa, da parte del nucleo dei carabinieri che verificano la sicurezza, da parte dei vigili urbani. La provincia più colpita è Verona con 8 decessi, 6 a Venezia, 3 nelle province di Belluno, Rovigo e Treviso, 2 a Vicenza e Padova. Il bellunese è il territorio dove si rischia di più, mentre l'edilizia trasversalmente il settore maggiormente interessato, complice anche l'ansia da superbonus. Il dover far tutto e fare in fretta, il dover recuperare anche il periodo che si è stati fermi durante la pandemia, poteva portare a questo pericolo che alla fine puntualmente purtroppo si è verificato. Ma a crescere in Veneto sono anche le denunce di infortunio. Nei primi 4 mesi del 2022 sono state quasi 31.000, in aumento di quasi il 45% sulle circa 21.000 dei primi 4 mesi del 2021. Il maggior numero di denunce a Treviso, oltre 6.100. Se invece gli infortuni sono in aumento e noi siamo i primi a denunciare, vuol dire che potremmo anche essere più bravi degli altri a denunciare, però abbiamo un problema con gli infortuni sul lavoro. In crescita in Veneto anche le malattie professionali. L'appello del sindacato resta quello a denunciare. Continuare a denunciare ogni singolo episodio di infortunio, perché così abbiamo un quadro chiaro della situazione, soprattutto il rispetto delle norme e delle regole da parte di tutti. Ancora sangue sulle strade del Veneto, tragedia stamane poco dopo le 6 lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna. Un furgone con a bordo 4 cittadini romeni ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. Nel tremendo impatto è morto Petrica Mocanu che sedeva sul lato del passeggero. Feriti gli altri 3 connazionali, sul luogo soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale
regionale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Lunghe code si sono formate durante le operazioni di rilievo dell'incidente e per qualche ora è stato davvero il caos. Veniamo adesso a un accordo davvero innovativo che è stato siglato questa mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto. Regioni infatti e Tribunale di Venezia collaboreranno contro lo sfruttamento e la tratta di esseri umani. Un protocollo all'avanguardia a livello nazionale tra Regione Veneto e Tribunale di Venezia rafforza la collaborazione tra i due enti a contrasto dello sfruttamento e della tratta di esseri umani, un ambito ampio che comprende prostituzione, lavoro forzato ai limiti se non a livello di schiavitù, accattonaggio e altre fattispecie. È il progetto Navigare che accelera i tempi per ottenere protezione e non essere più alla mercé degli sfruttatori e attraverso una collaborazione tra varie realtà offre alle vittime tutela legale, assistenza sanitaria, sostegno psicologico, regolarizzazione e inserimento lavorativo. Comunemente la tratta a fini sessuali è maggiormente collocata per coloro che provengono dall'Africa, in particolare dalla Nigeria, Edo State, Delta State, qualche volta dalla Sierra Leone e dal Senegal. Un altro ambito sensibile emerge nello sfruttamento del lavoro. Tra le nazioni maggiormente coinvolte il Pakistan e il Bangladesh. Lo sfruttamento del lavoro emerge maggiormente nel settore dell'agricoltura, del bracciantato, spesso con contratti che sono soltanto avventizi o a tempo determinato e parziale, mentre invece magari presuppongono uno sfruttamento lavorativo molto più intenso e molto più lungo e che produce chiaramente profitti non facilmente identificabili. Nel 2019 l'Ufficio di Protezione Internazionale del Tribunale di Venezia, l'unico del Veneto, contava 7.000 provvedimenti pendenti, ridotti ora a circa 4.800. L'arrivo di profughi ucraini non ha inciso su questi numeri perché la protezione speciale qui viene già concessa dalle direttive europee. Attualmente in Veneto ci sono 14.500 profughi provenienti dall'Ucraina, l'85% dei quali sono donne o bambini con meno di 12 anni. Ritorniamo alla cronaca. Un escursionista settantenne residente a Vicenza ha perso la vita nella mattinata mentre insieme alla moglie stava affrontando la discesa dalla forcella che unisce Cima Cavallazza Piccola. Siamo nella zona del Passo Rolle in Trentino. A comunicarlo è il soccorso alpino. Un probabile errore che avrebbe fatto precipitare l'uomo per un centinaio di metri, scivolando su erba secca e salti di roccia. A chiamare i soccorsi è stata la moglie, non vedendolo rientrare. E c'è stata una tragedia nella notte in Alpago, nei boschi fra Chies e Tambre, sotto Pianformosa. A perdere la vita un 49enne del posto, molto noto per la sua attività lavorativa ma anche sportiva. C'è cordoglio ma anche incredulità in tutta la Conca. Sempre disponibile, sempre gentile e soprattutto scrupoloso al 1000%. Non ci rendiamo conto come possa essere successo. Nella macelleria che si affaccia sulla via principale che conduce al centro di Tambre, gli occhi sono lucidi, il dolore è immenso. Gianluca Baratin, 49 anni compiuti lo scorso 9 maggio, residente a San Martino di Chies del Pago, era stato adottato dai tambresi. Da 30 anni lo vedevano arrivare tutte le mattine alle 7 per recarsi al lavoro alla Lavina Costruzioni, dove ricopriva il ruolo di geometra esperto. La sua scrivania oggi è vuota, i colleghi distrutti. I capi cantieri aspettavano come sempre la sua telefonata, ma questa mattina a chiamare è stata l'azienda e la notizia è stata ferale. Questa notte mi hanno chiamato alle 4, è stata una notizia sconvolgente, tanto per me, per la nostra comunità. Nato un ragazzo giovane, purtroppo ci lascia, è un momento così traumatico. Gianluca Baratin ieri sera, dopo aver cenato con gli anziani genitori, esce per andare a caccia. La sua postazione nella zona sotto Pianformosa, nei boschi fra Chiesa e Tambre, in cima ad un albero dove ha realizzato un'altana per l'osservazione. L'uscita, dopo giorni di appostamento, gli fa incontrare un cinghiale che riesce ad abbattere. Attorno a mezzanotte il 49enne chiama il cugino per avvisarlo perché insieme sarebbero dovuti ritornare nel bosco per recuperare l'animale. Ma all'appuntamento
Gianluca non si presenta. Il cugino, preoccupato, dopo un'ora sale in auto per raggiungerlo. Giunto sotto l'Altana, la tragedia gli si presenta d'improvviso, senza sconti. Gianluca Barattini è precipitato da un'altezza superiore ai 15 metri. Il suo corpo giace oramai esanime. Inutili soccorsi allertati tempestivamente. Ricordo Gianluca perché intanto è una persona positiva, riservata e dinamica. Aveva proprio passione del territorio, radicato nel territorio, e col suo dinamismo aiutava tante associazioni. Intanto il suo paese San Martino, che era innamorato di San Martino, aveva passione della caccia, del ciclismo, soprattutto del ciclismo. Aveva passione anche dello sci alpinismo. Negli ultimi 3 anni Gianluca Barattini si era impegnato per il suo territorio, aveva recuperato 2 casere trasformate in residenze di lusso destinate al turismo. Lavorava con passione, quella stessa passione che ha animato la sua vita spezzata ingiustamente senza un perché. Ora la mesta attesa per l'ultimo saluto che gli sarà tributato nella chiesa di San Martino. La pagina dell'attualità si terrà in settimana il confronto fra il presidente Zaia e il ministro Giorgetti sulla questione del mancato finanziamento al Competence Center di Padova, di cui vi abbiamo parlato ieri sera. Si deve trovare subito una soluzione, le parole di Zaia. Bisogna risolvere il problema. Ho avuto notizia di questo, ne stiamo parlando, ne riparlerò anche venerdì, ma ne ho già parlato col Ministro e si cercherà anche qui di trovare una soluzione. Però, ripeto, queste sono questioni nazionali di governo che non seguiamo noi. La questione sarà affrontata entro la settimana con lo stesso ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Del resto in ballo c'è una fetta importante proprio dello sviluppo economico delle imprese venete. Sullo sfondo la bocciatura da parte di governo ed Europa di Neural, progetto cardine del Competence Center di Padova, realtà che mette insieme le università e le imprese venete sui temi dell'innovazione. Con il finanziamento richiesto e atteso da 6 milioni di euro si dovevano affrontare le sfide connesse alla blockchain e all'intelligenza artificiale. Tutto messo in discussione con il superamento in graduatoria di altri progetti presentati da altre regioni come la Basilicata, inaccettabile per Unioncamere del Veneto e il suo presidente Mario Pozza. Ma il governo Zaia chiederà di accelerare anche su un ulteriore fronte, quello della perdurante siccità. È un tema organico, ci vuole un piano nazionale, visto e considerato che questa tropicalizzazione dei territori, questo cambiamento climatico che è repentino, ci porta a dire che non è più un fatto eccezionale. Quindi a fatti diciamo che ormai sono ordinari, bisogna rispondere con norme che gestiscano queste fasi. All'orizzonte l'Election Day del 12 giugno con 86 comuni veneti al voto e le sfide cardine di Padova, Verona, Belluno. Qui Zaia si rivolge agli elettori. Votate per chi volete, ma andate a votare. Ma perché lo dico? Perché è fondamentale che il Veneto ancora una volta abbia una grande affluenza alle urne e dia questo messaggio segnale di civiltà. Abbiamo delle date che non sono il massimo della vita, uso questi termini per non usarne di peggiori. 12 giugno e finisce lì per chi non ha il ballottaggio, 26 giugno per chi ha il ballottaggio. Significa che in piena stagione estiva tu vai a votare, cioè è una cosa rara. Sacrificio ai cittadini di chiedere che nei loro comuni dove si va al voto si vada a votare, visto e considerato che fra l'altro si potrà votare solo la domenica 12 giugno o eventualmente il 26, ma per il ballottaggio. L'ultimazione ormai prossima della superstrada pedemontana veneta rende prioritario, secondo Confartigianato Treviso, il tema delle tariffe e non appena sarà possibile si dovrà pensare a un piano che preveda una differenziazione tra l'utilizzatore occasionale e quello abituale, rendendo appetibile il suo utilizzo. Lo sostiene il presidente di Confartigianato di Treviso, Oscar Bernardi, in una nota congiunta con i leader dei vari mandamenti territoriali. Il dialogo anche con il mondo dell'artigianato che rappresentiamo credo possa fornire spunti utili per contribuire a godere concretamente di questa opportunità, perciò chiediamo di confrontarci in piena sinergia. Torniamo alla cronaca e rimaniamo nel Trevigiano per andare a Spresiano, dove è stata una notte di rissa con 2 feriti, 2 25enni stranieri. Arriva una condanna forte da parte del sindaco che chiede più controlli.
Notte di paura in Piazza Rigo, in pieno centro aspresiano, dove sorge il municipio. È a 2 passi dall'ingresso degli uffici comunali che pochi minuti prima della mezzanotte è esplosa per cause ancora da accertare una maxi rissa tra una decina di persone. Di fronte 2 bande, da una parte cittadini dell'est, dall'altra nordafricani. Tra le mani coltelli, forse una bottiglia rotta, manganelli. Qualcuno probabilmente era sotto gli effetti dell'alcol. Alla fine a terra rimangono 2 giovani marocchini di 25 anni con ferite da taglio, mentre gli altri si allontanano. In piazza, avvertiti da alcuni clienti di un bar vicino, arrivano 4 pattuglie dei carabinieri e i sanitari del SUEM che soccorrono i 2 feriti poi trasportati al Caffoncello. Uno verrà dimesso poche ore dopo con alcuni giorni di prognosi, il secondo invece si trova ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni con profonde lesioni al torace. La prognosi rimane riservata. I militari sono ora al lavoro per identificare le altre persone coinvolte nella rissa e per chiarirne movente e responsabilità. Sul posto non sono state ritrovate armi. Un episodio inquietante avvenuto in pieno centro, ma il sindaco della Pietra non vuole sentir parlare di comune Far West. Non credo sia corretto definire Spresiano un Far West. È successo, è un fatto sicuramente grave e questo ancora una volta è dimostrazione che magari servirebbero più forze dell'ordine sul territorio e quindi un intervento massiccio da parte del Ministero. Per il primo cittadino è indispensabile un rafforzamento delle forze dell'ordine sul territorio. Io qui ho una caserma in un territorio che sappiamo bene è il centro della provincia. Abbiamo 2 provinciali, una statale, la stazione dei treni, adesso arriva anche Pedemontana. Abbiamo 7 unità nella nostra stazione dei carabinieri. Io credo che dovrebbe averne almeno il doppio. Poi dopo vedi che anche dal governo decidano di terminare così il progetto Strade Sicure. Io ho sentito dei miei colleghi dire che sarebbe sicuramente un buon deterrente avere l'esercito per strada. Sindaci che si sentono lasciati soli. Il mio è un appello perché davvero non è giusto neanche che ci rimettano sempre i comuni e che comuni, amministrazione e sindaci siano i capri espiatori di quanto accade. Alla fine ribadisce: un unico episodio, seppur grave, non può danneggiare l'immagine del mio comune. Spresiano viene sicuramente martoriata da questo punto di vista qua e non mi va bene perché non è così, Spresiano non è questa. Arrestato il presunto responsabile dei furti seriali ai locali del centro di Treviso. Si tratta di un 22enne individuato grazie alle telecamere. È accusato di aver compiuto delle spaccate servendosi di tombini presi per strada in almeno 5 attività commerciali di Treviso. Il 22enne centroafricano sottoposto a fermo dagli investigatori della squadra mobile. Il giovane, ora in carcere a Verona, sarebbe il responsabile dei colpi alla pasticceria Nascimben, al ristorante Cae de Oro, al bar Fuori Porta Caffè, al negozio Futura Market e da ultimo all'osteria All'Oro. È stato fondamentale il riscontro, l'utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadino più di alcune telecamere di privati che hanno consentito, oltre ad altri tipi di riscontri, di arrivare all'identificazione dell'autore del fatto. Colpi messi a segno con le medesime modalità. Un tombino recuperato per strada è usato per sfondare porte e vetrate, ricavando un passaggio attraverso il quale intrufolarsi all'interno per poi svuotare il fondo cassa, come mostra il video che lo vede in azione. Utilizzava per muoversi nel centro cittadino biciclette oppure addirittura dei taxi. Un'attività complessa, sottolinea il questore Montaruli. Usava anche occultarsi il volto usando la testa, usando anche un cappuccio. Colpo dopo colpo il bottino cresceva e con esso anche i danni provocati. L'ammontare della cifra è di alcune migliaia di euro, quindi andiamo oltre i 2.000 euro, più c'erano grossi danni dovuti all'utilizzo del metodo dello sfondamento, perché ogni vetrina sfondata comportava la necessità di una sostituzione con un danno per ogni vetrina di oltre diverse migliaia di euro. Si è così data risposta all'esasperazione crescente manifestata dagli esercenti del centro e della zona del Terraglio. Dei fatti che sono apparentemente di limitato rilievo, poi per la loro serialità in realtà creano grossa preoccupazione nella cittadinanza e soprattutto sugli operatori commerciali che in questo momento vengono duramente colpiti e che non meritavano questo tipo di rischio e quindi di correre questo pericolo.
Sorpresi a scattarsi fotografie con il cellulare sui binari del treno, un gruppo di adolescenti di Musile di Piave sono stati convocati dal sindaco per seguire, pensate, un corso sulla sicurezza impartito dalla Polfer. Si sono scattati un selfie mentre si trovavano a ridosso dei binari del treno, come avevano visto fare sui social network. E così 4 adolescenti di Musile di Piave sono stati convocati dal sindaco Silvia Susanna per seguire in municipio una lezione impartita dagli agenti della Polfer sui rischi che può comportare l'emulazione di gesta che si vedono su internet. Peraltro gli agenti della polizia ferroviaria hanno spiegato come spesso si tratti di fotomontaggi. Ora l'argomento sarà esteso a tutti, accanto ai corsi contro il bullismo che già si svolgono all'Istituto Comprensivo. I ragazzi erano stati visti da un passante che aveva allertato la polizia locale. Il sindaco poi ha preferito alla denuncia l'impartizione ai ragazzi di una lezione civica e di buonsenso. Il Corpo degli Alpini compie quest'anno 150 anni, nutrito il calendario di iniziative per celebrare questo importante anniversario. Tra queste la staffetta Ventimiglia-Trieste che è stata presentata questa mattina su un simbolo, il Ponte di Bassano. 23 tappe, 1500 km è la staffetta alpina Ventimiglia-Trieste, uno degli eventi principali delle celebrazioni per il 150° anniversario del Corpo degli Alpini. Questa mattina la presentazione dell'iniziativa sul Ponte Vecchio con la consegna della fiaccola della pace accesa durante la Dunata Nazionale di Trento del 2018. Saranno centinaia i soldati delle 2 brigate Taurinense e Giulia, ma anche le penne nere dell'ANA a condurla attraverso l'intero arco alpino, passando per alcune località significative della storia degli alpini. È una staffetta chiamata della memoria perché ha sicuramente un valore sportivo, ha un valore addestrativo per noi in servizio, ma sicuramente ha un valore celebrativo di quelle che sono state le attività fatte in operazioni e anche a supporto della popolazione da parte degli alpini. Passare per i luoghi che sono stati storia e quindi memoria del Corpo degli Alpini per ribadire con forza quello che gli alpini anche oggi sia in armi che in congedo sono, cioè uomini del grande senso del dovere, ma uomini pronti e capaci di dare senza chiedere, di essere pronti a servizio di chi ne ha bisogno. La staffetta alpina partirà il 6 giugno da Ventimiglia e giungerà il 2 luglio a Trieste con uno spin-off in Abruzzo. A Bassano arriverà il 23 giugno. Ci auguriamo di vedere tanta gente e di fargli fare delle interessanti attività come è già successo alla Dunata del 2008. Sarà consegnato alla grande attrice francese Catherine Deneuve il Leone d'Oro alla carriera della 79esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Icona del grande schermo, diva senza tempo, l'indimenticabile interprete di tanti capolavori di registi come Luis Buñuel, François Truffaut, Roman Polanski e Marco Ferreri, commenta così la decisione. È una gioia ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia che amo e che conosco da molto tempo. È un onore inoltre essere stata scelta per questo omaggio dalla mostra perché mi ha accompagnato molto spesso per tanti film. Queste le parole della grande Catherine Deneuve. Ed è tutto dal Veneto anche per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al Meteo. Festa della Repubblica con l'anticiclone africano in rinforzo. Bel tempo dunque, locali disturbi e caldo in intensificazione. Vediamo il dettaglio di giovedì 2 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, sarà una giornata come vediamo contraddistinta da un cielo sereno. Al pomeriggio sui rilievi consueti annuvolamenti accompagnati anche da qualche temporale che potrebbe sconfinare poi fin verso la pianura. Temperature in aumento, minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 32 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà terso e limpido, anche in questo caso sui monti dal pomeriggio leggera variabilità con qualche rovescio. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, quantomeno inizialmente, a seguire locali acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 29. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.